Ieri, mercoledì 25 gennaio, Totò Cuffaro si è laureato in giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma e oggi il regista agrigentino Marco Gallo, che ha seguito Cuffaro dall'uscita dal carcere fino alla laurea, annuncia che al più presto sarà pronto il docufilm su Cuffaro intitolato 1768 giorni. Lo stesso Marco Gallo spiega: il film racconterà gran parte della sua vita prima e dopo il carcere, della sua esperienza in Africa, della scomparsa del padre e dei permessi negati dallo Stato, del rapporto con la sua famiglia e di questi 1768 giorni passati sognando di tornare in Sicilia. Ho voluto raccontare questa storia perché una persona che decide di pagare per gli errori commessi merita maggior rispetto di chi vuole avere sempre ragione. Non si è mai difeso, ha rispettato e affrontato la sua sentenza e oggi vive la sua seconda possibilità con la vita. Chi non avrebbe raccontato al posto mio questa storia? Ecco il trailer! E ogni giorno per 1768 giorni ho fatto 10 km e mezzo, che sono 60 giri di campo. Il teatro ne avrei potuto fare di più, ma l'ora d'aria era quella, non potevo andare oltre. E quando mi mancavano le forze ho detto: ma vaffanculo, io devo arrivarci, andavo. Lui mi chiese se si doveva dimettere oppure no a casa, io gli risposi sì, poi alla fine è la cosa migliore. Ho avuto paura di perdere la mia famiglia. Credo di dover almeno quest'ultimo ringraziamento e dono a mio padre, no? Mi scriveva che mi avrebbe fatto uscire dal carcere, anche se per un solo giorno ci è riuscito. Le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di Presidente della Regione. Eleva la pena inflitta a Cuffaro Salvatore ad anni 7 di reclusione. Cioè, la paura più forte è stata quella di non farcela. Basta. La mia era di colore rosso, ma io di rosso nella vita sulla motocicletta ho avuto. Quando è uscito è andata. Il giornalismo mafioso che è stato fatto stasera fa più male. Lui cercava sempre di dare coraggio a noi. Mi hanno portato in carcere perché dicono che io ho favorito la mafia. Io che ruolo gioco? Oggi libero. Libero. Se lui oggi si presentasse in Sicilia, corre il rischio di vincere le elezioni un'altra volta. Gianni, non credo proprio che i siciliani lo rivoterebbero. Anche noi ci siamo fatti i nostri 5 anni di detenzione. O si impazzisce o si cresce, e Salvatore è cresciuto. Per farle capire che credo di aver sbagliato, cosa facciamo? Torno in carcere e faccio altri 30 anni di galera, mi dite quello che devo fare? Perché il carcere ha segnato gli anni della mia vita e adesso mi fa godere di più questo spirito nuovo di libertà.